1581, quando Francesco Sansovino pubblica la sua Venezia, città nobilissima e singolare, nella quale scrive che il soffitto dell'oratorio di San Fantin, oggi aula magna dell'Ateneo Veneto nella quale ci troviamo, è dipinto per mano di Jacopo Tintoretto. Di questo soffitto rimangono oggi solo due lacerti, raffiguranti le teste di San Marco e San Giovanni Evangelista, che sono conservate nella sala di lettura dell'Ateneo Veneto, già albergo grande della scuola di San Fantin. Noi non sappiamo che cosa raffigurasse il soffitto di Jacopo Tintoretto né perché venne sostituito, ma sappiamo da documenti d'archivio che nell'agosto del 1600 il capitolo generale della scuola, presieduto dal guardian grande Antonio Simoni, decise di stanziare 600 ducati per riadornare proprio questo soffitto. Da lì a pochi anni Palma il Giovane consegnò ai confratelli le 13 tele che adornano questo soffitto ligneo di ebano dorato. A mio avviso questo soffitto non va solo ammirato con gli occhi, ma va anche ascoltato, perché prestando attenzione si possono sentire le voci dei protagonisti parlarci. In particolare quelle dei padri della Chiesa, d'Oriente e d'Occidente, che leggono degli estratti, dei passi di cui noi abbiamo i riferimenti bibliografici nei libri che tengono tra le loro braccia, estratti, dicevo, dei loro più importanti lavori che hanno tutti in comune il tema del purgatorio, cioè questo luogo tra paradiso ed inferno, nelle quale un fuoco brucia, scioglie la cosiddetta ruggine del peccato, diceva Santa Caterina alla Genova, delle anime che colà si trovano per un periodo determinato, perché sono state giudicate impure ad accedere al paradiso. Il Tribunale di Cristo, quindi, nel giudizio individuale, quello che avverrà immediatamente dopo la morte, lì le ha posizionate. E 4 riquadri del soffitto raffigurano proprio queste anime che bruciano i peccati tra le fiamme del purgatorio. Sono anime di uomini e di donne, di giovani e di vecchi, che attendono la purificazione. In particolare un'anima dovrebbe attirare la nostra attenzione. È quella di una donna giovane, dai lunghi capelli biondi che le scendono lungo le spalle. È una figura tipica dell'iconografia del Purgatorio, soprattutto post-tridentina, quindi 5, 6 e settecentesca. Ed è la raffigurazione della Maria Maddalena. Chi era? Era una donna che nel deserto, piangendo e pentendosi dei propri peccati, ripulisce, almeno sulla terra, la sua anima. Non deve stupire di trovare la penitente lacrimosa per antonomasia su questo soffitto, perché la scuola dei Picai era una conforteria. I confratelli, infatti, avevano il compito, tra gli altri, di assistere i condannati a morte nei loro ultimi istanti di vita e convincerli a compiere una profonda confessione, seguito da un profondo pentimento, in modo che l'anima, che da lì a poco avrebbero presentato al cospetto di Dio, perché l'esecuzione era imminente, sarebbe stata un po' più pulita per accedere al purgatorio. La Chiesa però ha stabilito che ci sono altri metodi per accorciare la permanenza in purgatorio e alcuni di questi metodi sono le opere di suffragio. Qui questo soffitto ne sono ritratte 3. La prima, alle mie spalle, in alto, è la raffigurazione delle messe di suffragio. La collocazione non è casuale perché esattamente sopra si trovava uno dei 2 altari. Ricordo che questo era un oratorio, quindi si celebravano anche le liturgie del caso, in particolare le messe di suffragio. Un'altra tela raffigurante un'opera di suffragio è posizionata anche in questo caso in un posto specifico del soffitto, è invece quella che si trova davanti a me ed è l'elargizione delle elemosine. Si trova sopra la porta che dà su Calle della Verona, perché ai lati di questa porta erano posizionate 2 casselle, 2 cassettine per la raccolta appunto delle elemosine. Infine, sopra di me, l'altra opera di suffragio che è la preghiera del Sacro Rosario Mariano.
Anche qui sentiamo la voce dei tre protagonisti, sono tre ritratti che recitano proprio la corona che Maria donò a San Domenico. Il primo, Papa Pio V Ghisleri, era domenicano, quindi diciamo per ordine legato al Rosario Mariano, ma è legato anche al Rosario di Maria perché il 7 ottobre del 1571, quando le isole Curzolari si combatteva contro il turco, la Lega Santa combatteva contro il turco, lui a Roma, in quelle ore convulse, pregava proprio Maria per un suo intervento di intercessione e la pregava attraverso il rosario. Lì, a pochi anni, con una bolla proprio di Pio V Ghisleri, il Sacro Rosario Carmelitano sarà legato proprio alla battaglia di Lepanto. Ancora legati alla battaglia di Lepanto, l'altro personaggio, che è quel cardinale vestito di rosso che si trova alle spalle di Pio V Ghisleri. Chi era questo? Questo era il cardinal nipote, perché era anche nipote da parte di madre del Papa Pio V Ghisleri, era Michele Bonelli. Il suo intervento fu, a mio avviso, essenziale per la riuscita della battaglia di Lepanto, per la vittoria della Lega Santa contro l'infedele turco. Perché sebbene il re spagnolo Filippo II avesse firmato la Lega Santa e quindi una partecipazione alla Lega Santa, tentennava a mettere su acqua la sua flotta a favore della Lega Cristiana. L'intervento risolutivo di Michele Bonelli, che da Roma andò in Spagna per convincerlo, è storia. L'altro personaggio, un pochino nascosto nella parte inferiore del riquadro, è invece un veneziano, è il nobile Girolamo Emiliani o Miani, che novello San Francesco, reduce da una prigionia durante la guerra che Venezia dovette combattere contro la Lega di Cambrai, siamo nei primi anni del Cinquecento, nella quale chiese a Maria di essere tutelato, di essere protetto nella battaglia. Bene, dicevo, tornato a Venezia, novello San Francesco abbandona tutte le sue ricchezze ai nipoti, dona, si spoglia di tutto ciò che aveva e si dà caritatevolmente alla cura degli orfani. Quello che vediamo qui è uno degli esemplari più interessanti della produzione ritrattistica di Alessandro Vittoria, un grande scultore del Cinquecento veneziano, nato a Trento nel 1525, ma di fatto naturalizzato a Venezia, dove si sarebbe stabilito a bottega presso Jacopo Sansovino, grande maestro fiorentino, a partire dal 1543. Il busto che vediamo è di particolare interesse poiché si tratta dell'unico esemplare di ritratto compiuto dal Vittoria fuso in bronzo. Ed è oltremodo interessante poiché rappresenta uno dei maggiori protagonisti della vita artistica e sociale nella Venezia della metà del Cinquecento. Si tratta di Tommaso Rangone, un noto medico di origine ravennate, ma anche lui stabilitosi a Venezia, dove avrebbe avuto una vita di grande spicco per quello che riguardava le sue attività in campo scientifico e artistico. Il busto si trovava in origine all'esterno di un ingresso laterale della chiesa di San Geminiano in piazza San Marco, chiesa che fu demolita per la costruzione nel primo Ottocento dell'ala napoleonica del Museo Correr, ed è un busto che viene citato dal committente, cioè dal Rangone, nel suo testamento del 1577. Si presume quindi che questo sia un termine antequem per la produzione di questo ritratto, che ha un riferimento importante con la particolare disposizione del committente a farsi rappresentare in ambito pubblico a Venezia. Infatti il primo exploit di Alessandro Vittoria come ritrattista
era già avvenuto prendendo a modello il Rangone che in anni precedenti, nel 1556, con le sue grandi ricchezze, aveva finanziato la ricostruzione della facciata della chiesa di San Zulian, nel mezzo della quale aveva chiesto con grande insistenza al Senato della Repubblica di poter apporre una sua statua in piedi a figura intera al centro della facciata. Questa richiesta era stata vista dal Senato della Repubblica come un atto di grande superbia che andava punito e come tale Rangone ottenne di poter essere rappresentato con una statua in bronzo a figura intera, ma dovette essere rappresentato non in piedi ma seduto, e la statua si trova tuttora al centro della facciata di San Zulian. Questa statua, così come la facciata, come il disegno della nuova facciata della chiesa, era stato commissionato il progetto a Jacopo Sansovino, ma fu Vittoria che si occupò della formazione del modello in cera per la fusione in bronzo, e quindi il ritratto che compare sulla facciata di San Zulian del Rangone si può considerare il primo dei ritratti che Vittoria compirà per questo committente così facoltoso e intraprendente. Quello che vediamo qui è un ritratto particolarmente espressivo della caratteristica tutta pittorica del modo di Vittoria di trattare il ritratto in scultura. Il modello principale che Vittoria porta in laguna è quello michelangiolesco del Bruto di Michelangelo, busto realizzato negli anni fine 30 del Cinquecento, oggi conservato al Museo del Bargello a Firenze. Si tratta di un'idea di ritratto all'antica che ha particolarmente fortuna a Venezia in virtù del fatto che per la prima volta questo genere, questa formula di rappresentazione di grandi patrizi veneziani assume una visibilità anche in scultura, dopo gli esempi clamorosi che erano stati realizzati nella ritrattistica pittorica da Tiziano e prima ancora da Giorgione dall'inizio del Cinquecento. Il busto che vediamo a sinistra, così come quello di Tommaso Rangone, è giunto nella sede dell'Ateneo Veneto nel primo Ottocento, nei primi anni del governo napoleonico, quando con le diverse soppressioni degli enti ecclesiastici furono attuati molti spostamenti di opere d'arte mobili. Il busto che vediamo rappresenta un veneziano, anche lui scienziato, medico, che si chiamava Niccolò Massa. Alla sua destra vediamo un ritratto di suo figlio, Apollonio Massa, attribuito anch'esso alla bottega del Vittoria, ma non autografo dell'artista. L'autografia dell'artista, cioè del Vittoria, del busto di Niccolò Massa, è invece certificata dal riconoscimento che ne fa Sansovino nel 1571 e si trovava in origine a decorazione del monumento funebre di Niccolò Massa, che si trovava, secondo quelle che erano state le volontà del Massa stesso espresse nel suo testamento, in uno dei lati del chiostro della chiesa di San Domenico di Castello. La chiesa appunto fu soppressa dal governo napoleonico e i suoi arredi furono sparsi tra varie sedi veneziane, ed è per questo che il busto giunse in questa sede. Il busto rappresenta, così come quello del Rangone, la grande vitalità espressiva che Vittoria seppe infondere ai suoi ritratti, rendendoli estremamente pittorici, guardando sempre agli esempi che la pittura del tempo, con Tintoretto, Tiziano e Veronese, poteva suggerirgli.
Ma c'è qualcosa da aggiungere. I ritratti del Vittoria non erano previsti solamente per essere posti a decorazione di monumenti funebri o tombe. Molto spesso da questi esemplari in marmo i committenti volevano che se ne traessero delle copie che potevano essere in marmo, oppure erano interessati anche all'acquisto dei modelli in terracotta che l'artista preparava prima di passare alla versione definitiva in marmo. Ad esempio, al Museo Correr di Venezia esiste una terracotta estremamente accurata e di grande qualità che rappresenta il primo passo per la fusione in bronzo del ritratto di Tommaso Rangone. Nella chiesa di Santi Giovanni e Paolo si trovano ad esempio delle opere che in origine peraltro si trovavano invece in questa sede e sono l'esemplare del San Girolamo a figura intera, oggi appunto posto all'interno della chiesa di Santi Giovanni e Paolo, sormontato da una lunetta con l'Assunzione della Vergine che anch'essa si trovava in questa sede e che appunto furono trasferiti nella chiesa di Santi Giovanni e Paolo insieme alle due statue in bronzo rappresentanti la Madonna e San Giovanni Evangelista, anch'esse oggi collocate all'interno della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.